che deriva, come mi è stato spiegato ieri, devo ammettere che non ci avevo pensato da ingegnere, sulla differenza di livello di falda che c'è per effetto dei cambiamenti climatici. Quindi c'è anche questo elemento dei cambiamenti climatici. Questo è l'elemento vero, quello che ha fatto sì che adesso dal tetto piova dentro. Noi non possiamo andare di là perché piove dentro, perché rispetto al 2022 oggi piove dentro. Allora che cosa succede? Che il nostro edificio, come gran parte delle case di Treviso, è immerso in falda per 1,50 m, 1,60 m, perché abbiamo l'acqua molto alta. Con il fatto che piove troppo poco o che non piove affatto, la falda è scesa. Io ho misurato la falda a casa mia ieri sera, è 90 cm più bassa del normale. Allora ci è stato spiegato, è per questo che mi rammarico del non esserci andato da solo, che quando la falda si abbassa cambiano le condizioni di reazione delle fondazioni e ci sono dei piccoli movimenti dell'edificio che generano fessurazioni. Quindi più si generano fessurazioni, meno è il livello di sicurezza. Questo non vuol dire che ci sia un crollo imminente, vuol dire che le condizioni di oggi sono peggiori rispetto a quelle di 4 anni fa. Un'accelerazione di questo fenomeno C'è stato, e ogni giorno, perché poi è un processo progressivo che si autoalimenta, no? E di conseguenza questo ha anche giustificato una scelta che è una scelta abbastanza rigida, non dura, ma è una scelta decisa. Potevamo farlo anche a ottobre, novembre, no? Però io sono dell'idea che queste cose o si fanno all'inizio del mandato o è meglio non... insomma, si dice che il medico pietoso fa la piaga puzzolente e noi non siamo medici pietosi, non siamo abituati a questo. Io penso di aver fatto una buona scelta. È diventata la priorità. È diventata la soluzione di una emergenza che era un'emergenza mascherata e non potenzialmente emergenza che poteva diventare emergenza o danno senza un controllo da parte nostra. Cioè noi non possiamo prevedere né l'andamento delle falde né soprattutto i sismi. Tanto per darvi un esempio, la perizia il professor Vitaliani scrive nel 2022 che questo edificio può reggere un evento sismico fino a 4,75 Richter. Un esempio per voi, questo è stato uno dei miei mestieri nella vita, un 4,75 Richter è il sisma dell'Emilia Romagna del 2012. 4,75 Richter qui dove non siamo in zona sismica conclamata vuol dire un magnitudo 6 in Alpago o un magnitudo 6,2, 6,3 in Emilia Romagna o un magnitudo come quello del 76, leggermente più alto di quello del 76 in Friuli. Ma noi non abbiamo la sfera di cristallo per sapere se l'evento ci sarà o no. Nessuno può prevedere i terremoti che se ne dica. Ma il suo predecessore questi ragionamenti? Il mio predecessore non era un ingegnere, ha gestito questa cosa estremamente bene, con saggezza, tant'è che di sua sponte, senza nessuna necessità congiunturale, ha spostato le persone in via Pinelli. Io credo che il presidente Pozza abbia scelto con scienza e coscienza per i dati di allora, che erano i dati della perizia del 2022. Poi non è colpa del presidente Pozza se per fare il progetto, se per capire come fare, se per avere i permessi ci mettiamo 4 o 5 anni. Cioè cosa poteva fare? Ha fatto quello che ha ritenuto e io gli sono grato per quello che ha fatto. Io ho ritenuto di agire diversamente, non guardando nello specchietto retrovisore, ma guardando dal parabrezza, perché io sono qua per guardare avanti, non per guardare quello che è stato. Lei ha una nuova idea anche sul nome, Veneto Nord, perché diceva la forma e sostanza. Io ho un sogno nel senso che bisogna avere uno slogan, no? E lo slogan è essere gli operai del futuro per una Camera di Commercio unica, e non è colpa mia se Treviso e Belluno messe insieme sono il Veneto del Nord, constato la geografia, o no? Beh, Noi... Mogliano è 10 metri. Sì, però è vero, ma Mogliano è in provincia di Treviso e quindi non è colpa nostra se Mogliano è in provincia di Treviso.